Sì, funziona. Bene, allora buongiorno a tutti e a tutte. Prima di tutto grazie per essere qui in tanti, segno che oggi abbiamo fatto bene a organizzare questo momento, questa proiezione. Dirò solo 2 parole brevi in introduzione e poi riprenderò un attimo la parola dopo i saluti del Presidente del Consiglio Zaia. Oggi è un momento per me e per noi molto importante. Facciamo una sorta di passaggio di testimone, grazie alla presenza di Cristina qui. Un momento anche emozionante che riporta il Veneto, io credo, al centro di un dibattito importante, quello della necessità che questo Paese si doti di una norma legata ad un fine vita dignitoso, e il Veneto io penso abbia tante cose da dire. Un passaggio di consegne perché dopo la battaglia che abbiamo fatto la scorsa legislatura, anche in maniera bipartisan, rispetto al Veneto che potesse avere una norma sul fine vita con la presenza di Stefano Geller, la sua presenza in aula era stata importantissima la scorsa legislatura. Oggi passiamo il testimone alla sorella Cristina, che ringrazio di aver voluto essere qui oggi, di partecipare a questo dibattito, perché la nostra battaglia continua, non si è fermata, e dal primo giorno di questa legislatura ci siamo occupati di parlare consigliere per consigliere. Ringrazio subito tutti i consiglieri presenti oggi qui, perché io credo davvero che potremmo fare un lavoro importante in questa legislatura per dotare il Veneto finalmente di una norma chiara, che abbia procedure chiare e tempi certi per un fine vita dignitoso, come Stefano voleva, come oggi vuole Cristina e come vogliono tanti veneti in questa regione. Lascio la parola al Presidente Zaia, che ringrazio per essere qui. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, intanto grazie di essere qui. Scusate. Penso che Stefano sia molto orgoglioso di essere, insomma, arrivato il suo docufilm in Consiglio regionale e davanti a voi tutti che siete venuti. Infatti ringrazio ancora tantissimo di questo e spero che comunque questo docufilm entri proprio nel cuore delle persone e che si possa, insomma, vedere un po' più da vicino cosa vuol dire, insomma, avere delle malattie degenerative e soffrire, svegliarsi al mattino e arrivare a sera con certe patologie, quindi quanto importante sia una legge che passi un giorno sul fine vita proprio per questo. Basta, io sono orgogliosa, insomma, di portare il nome, insomma, di mio fratello e tutta la battaglia che ha fatto, insomma, per essere, per dove, insomma, siamo arrivati fino a qui. Grazie a tutti. Grazie. Io do il benvenuto e intanto ringrazio Elena Ostanella, consigliera Ostanella, per aver organizzato questo incontro al quale partecipo volentieri. Saluto Cristina Geller, che ho conosciuto la prima volta a casa sua assieme a Stefano. Stefano è stato un grande combattente, nel vero senso della parola, nel senso che è persona brillante, intelligente, che ha saputo portare avanti una battaglia che sembrava impossibile, una montagna da scalare, e la scalò fino alla fine, poi, perché ricordiamolo che poi fu anche il primo caso del quale si parlò moltissimo. Stefano oggi non c'è più, però resta tutta la sua opera, tutto quello che ha fatto, tanto è vero che siamo qui a ricordarlo oggi con questo docufilm. E io non l'ho ancora visto, oggi non assisterò al docufilm, però poi me lo guarderò. Dicevo ad Elena che non ero già programmato con altre attività. Volevo dirvi solo un piccolo pensiero, permettetemi, su tutta questa partita del fine vita. La partita del fine vita è una delle più grandi ipocrisie di questo Paese. E ve lo dico perché chi è contro il fine vita dice che in Italia non bisogna fare una legge sul fine vita, ma il fine vita in Italia esiste.
in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale del 2019, la famosa sentenza della DJ Fabo, devo dire anche pionieristica sentenza della Corte, se la leggete, e anche coraggiosa sentenza della Corte, che a un certo punto la Corte decide di sostituirsi a un Parlamento che non legifera. La Corte dice che qualsiasi cittadino malato terminale, quindi non stiamo parlando di depressione, di pene d'amore e altre robe, come cose che leggo sui giornali, malato terminale che ha 4 caratteristiche: diagnosi infausta, grave sofferenza fisica e psichica, mantenuto in vita da supporti vitali e capace di intendere e volere, con queste 4 caratteristiche ed essere malato terminale, può chiedere alla sua ULSS di avere la gestione del suo fine vita. Punto. Questo esiste in Italia. Cioè, ringrazio i comunicatori che sono qui oggi, i giornalisti. Cioè, ricordiamo ai cittadini che noi non ci siamo inventati un nuovo percorso. Stiamo dicendo che esiste un percorso, ma che è gestito da una sentenza e non da una legge. A me non sembra civile questa cosa. Allora, io penso che debbano essere rispettate le sensibilità di tutti, di chi è a favore, come nel mio caso, di chi ha perplessità e di chi è contro. Ma allora chi è a favore dice è giusto che si gestisca il tutto con una legge. La Corte ha già fatto 3 solleciti al Parlamento, dicendo legiferate. Io ho vissuto da vicino la vicenda di Eluana Englaro, era il 2009. Cioè il Parlamento stava ancora a chiedersi se doveva dare l'autorizzazione per sospendere l'alimentazione di Eluana, e Beppino Englaro porta a casa la sospensione con una sentenza di un TAR. Eluana muore per la sospensione dell'alimentazione di un TAR, non perché comunque il padre abbia avuto risposte dal Parlamento. Allora io penso che nel rispetto delle idee di tutti, 2 cose vi voglio dire: che chi è a favore deve chiedere una legge per coerenza, no? Chi ha perplessità, io ne trovo qualcuno che ha perplessità, ti dice ma non è che poi se viene fatta una legge, lasciamo perdere le disquisizioni giuridiche che c'è già una sentenza che lo fai, non è che se viene fatta una legge poi c'è qualcuno che potrebbe approfittare per spingere i fragili verso un percorso di fine vita. Beh, ma se tu hai questa perplessità dovresti chiederla alla legge, perché il vero vaglio lo si fa con una legge, non con una sentenza. Il terzo gruppo di pensiero, la terza parte di pensiero è rappresentata da chi è contro, che va rispettato, ma se tu sei contro, per coerenza non dovresti dire che non esiste il fine vita, dovresti dire che esiste e vuoi una legge per vietarlo. E quindi dovresti andare in Parlamento a chiedere di vietarlo. Ma questo non corrisponde alla maggioranza della volontà dei cittadini italiani. A me spiace che questo tema sia diventato un tema ideologico, perché è un tema strettamente e meramente personale. Cioè la libertà di una persona non la possiamo giudicare e valutare noi. Noi possiamo stabilire, diciamo, dei criteri e la fiscalità e la pignoleria nel valutare il percorso. Devo dire un'ultima cosa, lo dico in una regione, io non faccio più presidente di regione, ma abbiamo lasciato un'eredità, il presidente Stefani la sta portando avanti, che è quella delle cure palliative. Nel bene o nel male siamo i primi in Italia per le cure palliative, questo lo dicono i dati nazionali. Però trovo assolutamente improprio, per non usare altri termini più duri, che si dica che basta investire sulle cure palliative e il problema è risolto. Perché voglio ricordarvi che i casi che abbiamo avuto noi in Veneto, una quindicina, peraltro di autorizzati 3, sono tutte persone, o meglio pazienti, che hanno rifiutato le cure palliative. E quindi ne pongono una questione di dignità e non una questione di mancanza di cure, e allora chiedo la gestione del mio fine vita. Se voi andate a vedere l'intervista, anzi l'autodichiarazione che fece, io sbaglio sempre il nome, fra l'altro ne ho parlato anche nel mio libro, la signora di Mestre, Elena o Angela? Elena, grazie. Non so perché faccio sempre confusione. È toccante quella dichiarazione che fa nella Camera della struttura in Svizzera, e spiega perché è arrivata lì e spiega perché ha deciso di andare lì, e alla fine il succo di quel suo intervento, che è toccante, andatelo a vedere perché basta digitare su internet, lo trovate subito, è una autodichiarazione fatta davanti a una telecamera, perché dice io voglio essere ricordata così, perché la mia vita deve finire in questo istante, perché voglio che il mio ricordo sia questo, di come sono in questo istante, non fra un mese, 3 settimane o quant'altro. E le storie di tutti coloro che sono stati accompagnati nelle strutture in Svizzera dicono questo.
Allora io penso che per civiltà questo Paese non deve fare altro che ascoltare un grido, diciamo, di aiuto che molti cittadini dicono, e quindi adottare una legge che normi in maniera seria il percorso di gestione del fine vita. Non c'è altro da fare. Ultimo aspetto, l'associazione Coscioni ha presentato ovviamente una proposta di legge che è stata presentata in più regioni. C'è qui la Presidente Lanzarin della Commissione Sanità, io poi sarà lei a dire quali sono i tempi. Noi abbiamo ancora la legge in lavorazione. Voglio ricordare che problema ha la sentenza. Siccome una sentenza non è una legge, non stabilisce i tempi, ad esempio non stabilisce i tempi di risposta, cioè il paziente terminale. Mettiamoci nei panni di un paziente terminale che non è che ha prospettive di vita che sono lunghissime, sono di decenni. Cioè se arriva a fare una richiesta come questa, per lui è una questione di minuti, di secondi, non neanche di giorni. La sentenza non dice in quanti giorni deve rispondere. Allora lasciatemelo dire. Trovo anche strano che ci siano molte regioni che non hanno il problema. E mi fermo qui. Noi le pratiche, pur non avendo un regolamento, i nostri uomini e donne delle ULSS hanno quantomeno cercato di trattarla velocemente. 2, non si dice che somministra il farmaco. Altro problema. Cioè, vuol dire che nel momento in cui la ULSS, come nel caso dei nostri pazienti, autorizza, il paziente deve trovarsi un volontario che somministra. Io penso che la somministrazione debba essere fatta dalle strutture pubbliche e si deve sancire in maniera fiscalissima anche i tempi di risposta. Io dico solo questo. Penso che noi dobbiamo veramente in punta di piedi affrontare questo tema. E l'appello che faccio io è che non diventi uno scontro ideologico. Vedo i toni che si utilizzano. Leggo di qualcuno che dice che siamo nazisti e altre robe del genere. Ma avete mai parlato con un malato terminale che ti chiede questo? Vi siete mai fatte 2 parole con Stefano Geller quando ha fatto la sua battaglia, o con qualche altro malato terminale che io, magari l'ex assessore Lanzarin, abbiamo incontrato? Non è che gli possiamo raccontare le storie, cioè, ci chiedono solo una cosa, di poter gestire l'ultima parte della vita. Chiudo con un ultimo aspetto, che trovo incoerente. Nel 2017 questo Paese si è dotato della DAT, disposizione anticipata di trattamento, testamento biologico. Chiunque di noi può andare all'anagrafe comunale, dal notaio, insomma fa una scrittura per quanto che deve essere un minimo autentica con dei testimoni e dice: io se mi trovassi nell'incapacità di decidere per le mie cure, dispongo che non devo essere mantenuto in vita da supporti vitali. Allora, ma che cos'è questo? Posso decidere con il testamento biologico come morire, ma non posso decidere come gestire il mio fine vita. Capite che questo è un cane che si mangia le cose? Cioè, è la schizofrenia del ragionamento. Nel paese dell'ufficio complicazioni e affari semplici abbiamo anche questa schizofrenia di norme. Allora, il mio appello al Parlamento, noi, se arriva, ovvio, io sostengo il fatto che se ne discute ancora nel Parlamento dei Veneti, ma a livello nazionale questa partita deve essere chiusa in maniera ufficiale, con una legge vera e seria. Ringrazio ancora Cristina perché so la fatica, il coraggio, l'emozione di venire qua oggi a ricordare Stefano, poi ci sarà il docufilm che tu hai già visto, immagino, compiutamente, e penso che i Geller rappresentino veramente la punta di diamante di una battaglia di civiltà, e quindi grazie ancora per tutto quello che hai fatto e che avete fatto assieme a Stefano. Grazie. Riprendo brevemente la parola perché... Stai qua, Cristina? Sì. Io semplicemente volevo, prima di dare la parola ai giornalisti, così possiamo rispondere alle domande, riportare qui 2 parole del discorso di Stefano che aveva fatto in Consiglio regionale, perché penso che ricordarlo sia anche ricordarlo attraverso le sue parole e non solo attraverso le sue immagini. E proprio per riprendere le parole di chi mi ha preceduta, dicendo che il dibattito che oggi qui facciamo non deve polarizzare, ma deve portare ad arrivare questa regione ad avere finalmente una norma. E Stefano diceva: vogliamo sentire un ammalato nelle mie stesse condizioni che vuole vivere nonostante la sua sofferenza? Facciamolo, lo smonto in un minuto. Sapete cosa gli direi? Ma a te cosa interessa e riguarda questa legge? Ti nega qualche libertà o diritto? Ti impedisce di vivere o soffrire? Le sue parole erano chiarissime, diceva alle persone contrarie o dubbiose: io non tolgo a te un diritto, semplicemente permetto a chi lo vuole quel diritto di averlo. E queste parole sono state le parole che hanno guidato sempre il nostro lavoro. Una legge sul fine vita non toglie nulla a nessuno,
in particolare se la facciamo bene. E Stefano ci ricordava anche l'ipocrisia della politica, e voglio dire anche questo. L'ipocrisia di noi politici, diceva, quando chiediamo alle persone di sopportare sofferenze enormi, ma poi non riusciamo a garantire l'assistenza adeguata alle persone con disabilità o che vivono una malattia grave. Ci occupiamo di loro solo quando sono prossime alla fine della vita e troppo spesso le ignoriamo quando sono in vita. Queste erano le altre parole che diceva, in particolare a chi oggi contrappone cure palliative e una norma sul fine vita, perché non c'entrano nulla, e Stefano aveva raccontato, sempre con le sue parole, e speravamo quel giorno che avesse convinto i consiglieri, ma non li aveva convinti tutti evidentemente, diceva: io rischio di morire soffocato e a me le cure palliative non possono bastare, quindi a me serve qualcos'altro. Erano le sue parole, e penso che a partire da quello che facciamo qui oggi, ricordandolo, questa regione possa davvero fare un passo avanti. La Corte Costituzionale si è già espressa, noi abbiamo una norma che è all'ordine del giorno di questo Consiglio, perché ricordiamo che questo Consiglio ha una cosa bellissima, che sono le leggi di iniziativa popolare. Dopo aver preso oltre 9.000 firme, quella legge è ancora iscritta all'ordine del giorno del nostro Consiglio. Quindi per regolamento dovrebbe poter tornare in aula a breve, e quindi sarà l'Aula poi a doversi esprimere entro evidentemente 6 mesi da quel momento. Quindi sta a noi, passa la palla a noi, il popolo ha passato la palla a noi, e spero che questa volta avremo la dignità di fare un lavoro fatto bene. Ma l'altra cosa che è importante dire è che ci sono altre 2 regioni, Sardegna e Toscana, che hanno già approvato una norma, hanno fatto da apripista. Noi possiamo anche apportare degli emendamenti in quell'aula, migliorare evidentemente il testo per renderlo ancora migliore, e quindi fare un lavoro tutti insieme per arrivare degnamente questa regione a fare il passo che doveva compiere mesi fa. Io ho fiducia nelle parole che sono anche state dette dal Presidente Zaia in aula, quando il primo giorno di Consiglio, chiedendo sul fine vita, ha detto: io quel provvedimento lo voterò, anche quando gli altri provvedimenti invece da Presidente del Consiglio non li voto. La domanda che rimane però aperta, e penso che sia importante dirlo, sia lanciare la palla al Presidente della Regione Stefani. Cosa farà lui? Credo sia invece importante che si esprima, perché credo che davvero, se vogliamo fare un lavoro bipartisan in questa regione e dare al Veneto la dignità che deve avere rispetto a una norma, anche chi oggi governa questa regione ha il compito di esprimersi, proprio perché la battaglia di Stefano non sia politicizzata, ma sia una battaglia di tutti e tutte, indipendentemente da come lo pensiamo, perché Stefano lo diceva chiaramente: una norma su un fine vita dignitoso non toglie nulla a nessuno, indipendentemente da come quella persona poi la pensi sul fine vita. E credo che questa libertà messa al centro possa essere davvero di tutti, anche indipendentemente dal proprio posizionamento politico. Chiudo qui chiedendo ovviamente ai giornalisti se ci sono delle domande, e rimanendo poi a disposizione per ogni chiarimento. Grazie. Buongiorno. Presidente, lei presiede l'Assemblea legislativa. Che tempi prevede per calendarizzare la proposta di legge di iniziativa popolare che l'altra volta nella passata consigliatura era stata bocciata? Prima domanda. Seconda domanda: in questa sala sono stati invitati tutti i 50-51 consiglieri regionali, ma c'è pochissima rappresentanza delle forze di maggioranza di centrodestra. Lei ha fatto un appello ai suoi componenti della sua maggioranza, che cosa dice? Rispetto ai tempi può essere molto più precisa la Presidente della Commissione Sanità, che è l'assessore la Presidente Lanzarin, scusatemi, ma ancora c'ho delle incrostazioni, ne parlavo proprio l'altro giorno, poi magari all'altere lei potrà dire. Penso che in estate si potrà mettere a calendario in Consiglio regionale, e lo faremo appena maturi i tempi, visto e considerato che è in Commissione, quindi non ci sarà nessun ritardo. Per quanto riguarda la mia posizione rispetto alle componenti politiche di maggioranza, io confermo sempre la mia solita posizione. Quando feci l'altra volta l'iscrizione del provvedimento, e quindi la discussione e poi la votazione,
non feci nessun appello, nel senso che non andai a fare la conta dei voti. Penso che qui ci debba essere assolutamente libertà di pensiero. Ovvio è che comunque il provvedimento dovrà essere portato nel Parlamento dei Veneti e votato, dopodiché ognuno in scienza e coscienza si esprimerà. Non darei, diciamo, nessuna valutazione al fatto che chi è qui vota e chi non è qui non ne vota, perché ne conosco più di qualcuno che non è qui in questa sala questa mattina che mi ha già detto che se arriva il provvedimento lo voterà. E ci sarà il voto segreto in questo caso? No, penso proprio di no, cioè, non votiamo, diciamo, su una persona, per cui il voto sarà palese e quindi sarà, diciamo, ci sarà una contabilità dei voti positivi, negativi e anche delle astensioni. Vi ricordo che l'altra volta mi sembra che non sia passato per un voto, no? Sì, dopo lasciamo perdere la vergognosa diciamo, informazione che è stata fatta dopo, che sembrava che da quel non voto del Veneto si fosse bloccato il fine vita in Italia, che è veramente una presa in giro per i cittadini andare a dire queste robe, perché il fine vita c'è, la nostra preoccupazione è fare in modo che sia regolamentato in maniera migliore. C'è la Cristina in fondo già commessa della Giornata di Scienza. Buongiorno, intanto volevo chiedere che cosa ne pensa invece del progetto di legge che è stato calendarizzato per i primi di giugno in Senato e non solo che cosa ne pensa di questo, ma in particolare anche che ruolo potrebbe avere la Regione all'interno di questo di questa bozza. In che direzione sta andando? Basta? È in ritardo? Tante domande, Presidente. Stiamo parlando di un bozzone, cioè stiamo parlando di una bozza, nel senso che vedremo quale sarà la stesura finale. Dopodiché ne faremo una valutazione, diciamo, puntuale anche con un supporto tecnico, perché poi ci sono gli esperti che conoscono nei minimi particolari anche le modalità per fare una buona legge sul fine vita. Ho l'impressione però dal dibattito che vedo nazionale che rischi anche questa volta di finire in un nulla di fatto. Spero di no, però, spero di no, che comunque ci si doti di una legge, ma una legge che serva, scusatemi, perché se la legge è una legge bandiera che poi non ha efficacia giuridica e pratica sul malato terminale che chiede di poter accedere al fine vita, vuol dire che è una non legge. Io penso che, posso aggiungere una cosa, rispetto al testo della maggioranza credo che il testo dovrebbe essere rigettato e ributtato fuori da quell'aula, come ha chiesto anche l'associazione Coscioni. Il testo invece che è stato proposto dalle minoranze è un testo che secondo me è un punto di partenza, ma ha bisogno ancora di un lavoro dignitoso, anche di emendamento, io credo. Pensiamo ad esempio al fatto che anche lì si pensa che una persona che accede al suicidio, che vuole accedere al suicidio medicalmente assistito, nel momento in cui poi a un certo punto gli viene negata la possibilità, in qualche modo non lo possa eventualmente richiedere. È un approccio punitivo, mentre noi dobbiamo immaginare che le persone nel momento in cui vogliono accedere ad un fine vita dignitoso devono essere accompagnate e supportate. Quindi io penso che l'Aula e il Parlamento debba avere la possibilità di andare avanti, ma con una legge che non faccia fare passi indietro. Alla consigliera Ostanella, lei ha detto che la proposta di legge Coscioni può essere migliorata, emendata. Cioè, che tipo di emendamenti e di modifiche ha in mente? Allora, penso ad esempio alla centralità del medico curante, la relazione medico-paziente. Penso che la figura del medico curante e la figura del medico territoriale, se riusciremo anche ad aumentarne il numero, sia fondamentale nel lavoro e nel rapporto col paziente, quindi nel lavoro della commissione medica dare più centralità al medico curante. L'altra cosa, possiamo citare, visto che noi non siamo e non contrapponiamo le cure palliative al suicidio medicalmente assistito, possiamo citare il fatto che vengano rafforzate le cure palliative anche in norma, che così io credo anche dei consiglieri che oggi hanno dubbi non potrebbero avere più dubbi nel momento in cui questo è scritto in una normativa. E sapete bene che la questione fondamentale è anche quella dei tempi certi. Io credo dovremmo garantire in un emendamento scritto però bene la possibilità che tutti riescano ad accedere al suicidio medicalmente assistito prima che sia troppo tardi. Perché ricordiamo purtroppo che ci sono stati anche casi in cui i pazienti non hanno ricevuto un parere
prima del loro decesso, e io invece penso che questa regione abbia il compito di dare loro una risposta prima che sia troppo tardi, quindi mettere bene i tempi certi, scritti bene. Solo un secondo, vuole rispondere la Presidente Lanzarina. Sì, no, rispondo velocemente, velocemente. Prego. Allora, intanto permettetemi anche da parte mia di ringraziare la consigliera Ostanel per questo momento, questa presentazione, e poi Cristina per la battaglia che sta portando avanti. Come è stato detto, il disegno di legge è un disegno di legge popolare che, incardinato all'interno del nostro statuto, ha regole ben precise. Il disegno è stato ripresentato a inizio legislatura, quindi a inizio gennaio è stato depositato nuovamente e quindi poi assegnato alla quinta commissione, che è la commissione di competenza. Ci sono le stesse caratteristiche e le stesse regole della scorsa legislatura, quindi i 6 mesi di durata per poi approdare in aula. Se la Commissione non esaminerà il testo prima, sapendo che la Commissione non può intervenire da un punto di vista emendativo nel testo, ma la parte emendativa può essere fatta solo in aula. Noi oggi come quinta commissione siamo impegnati con le varie proposte legate al psicologo di base. Appena chiuso questo, chiaramente incardineremo il progetto di legge e capiremo anche con l'ufficio di presidenza se, visto che stiamo parlando di una nuova legislatura, ci sarà il momento anche di riaprire alle audizioni che c'erano state la volta precedente, per poi quindi procedere insomma per l'arrivo in aula, dove potrà essere fatta anche la parte emendativa. Quindi insomma l'iter è un iter molto, molto chiaro, che ci vedrà appunto nei prossimi mesi, finite appunto le pratiche che abbiamo in itinere in questo momento, nel procedere anche con questo testo di legge. Allora, sulle audizioni non ci siamo ancora confrontati con l'ufficio di presidenza. Io credo che sicuramente, essendo questa una legislatura nuova con anche consiglieri nuovi, ci sarà probabilmente anche qualche richiesta, le valuteremo, insomma, ecco. Non deve diventare, io ho partecipato prima nella scorsa legislatura a tutte le audizioni, a tutti i momenti, anch'io mi auguro che non diventi solo un momento ideologico, ma un momento serio e concreto per dotare appunto anche la nostra regione di quello che ci chiedono. Vedremo un attimo rispetto a questi che sono i prossimi provvedimenti che noi abbiamo in quinta commissione. Siamo a maggio-giugno, quindi sicuramente insomma andremo rispetto a quelle che sono le tempistiche, quindi immagino di sì, insomma, nei prossimi mesi. Stefano non è la portatore di morte, come qualche consigliere ha detto. Il consigliere oggi non è presente, ma me lo ricordo e so chi è. E su questo combatterò da solo, e per quello che mi ha dato Stefano e mi ha insegnato Stefano. E combatterò da solo. Se il presidente Zaia vuole darmi una mano, secondo me sarebbe giusto che discutesse anche con la Presidente del Consiglio su questo, perché lì angolo sospeso. Però se non lo vuoi fare, in qualche modo lo faccio io. Io chiedo, prima della proiezione, grazie, se ci sono dei consiglieri che vogliono intervenire, ed evidentemente se ci sono delle domande per loro, e poi apriamo la proiezione. Prego. E chiedo di essere davvero brevi, quindi massimo 1 minuto, terrò i tempi. 1-2 minuti. 2 minuti. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Ritenevo, si sente? Pronto? Ecco. Buongiorno a tutti e soprattutto ai nostri graditi ospiti, che sono interpreti fisicamente anche di una situazione estremamente delicata. Il tema non si presta a speculazioni né a posizioni ideologiche, come è già stato ben detto.
Io ho l'orgoglio di sostenere una posizione laica sul tema, laica nel senso proprio greco della terminologia, laikos vuol dire del popolo, e quindi non legato ad appartenenze, perché su questo tema non si può tardare ulteriormente. È un tema di libertà e la collega Ostanel si ricorda che nel mio primo intervento in Consiglio regionale ebbi a darle immediatamente adesione, perché sui temi di libertà non vi può essere appartenenza a questa o quella scuderia politica. È un tema estremamente delicato che non richiede e non consente di alzare i toni né di alzare il dito contro qualcuno. Certo che non possiamo accettare di parlare con la minaccia di una prospettazione al pubblico che chi si orienta in favore di questa scelta è per l'eugenetica. Questa cosa non la possiamo tollerare. Chiediamo rispetto e dignità, perché il tema, ripeto, ha una sua delicatezza che già mi fa accapponare la pelle solo a prendere la parola e dire quello che penso. È un problema di libertà e di dignità. Diceva Jean-Paul Sartre nel suo libro L'etica e il nulla, mi pare, se non sbaglio, diceva che l'essere il nulla, chiedo scusa, ma siccome il tema etico mi sta a cuore ed è quello che mi guida, volevo anticipare una considerazione, se possibile, anche sotto il profilo etico, appunto. L'etica e il nulla diceva che la libertà è una condanna, noi siamo condannati ad essere liberi e quindi condannati a scegliere. Tralascio ogni nota di natura giuridica e tecnica che invece sarebbe indispensabile, ma lo faremo in aula, perché molte volte si parla senza ricordare che nel nostro ordinamento dal 2010 al 2017 ci sono state delle norme che hanno regolato sia le cure palliative in modo adeguato nel 2010, sia il diritto all'autodeterminazione dei pazienti, che è una legge straordinariamente interessante e di grande qualità che noi ancora vediamo poco conosciuta. Il problema quindi è di scelta, è di libertà, non è di imporre a qualcuno di scegliere, ma è di non impedire a qualcun altro, soprattutto a chi vive una situazione di disagio, di poter scegliere liberamente. Io credo che la Corte Costituzionale abbia già individuato con sufficiente chiarezza quei 4 punti che a noi tutti sono noti, come ricordava prima anche il Presidente del Consiglio, ma è la latitanza, è l'assenza, è la irresponsabilità, se mi consentite, o anche la viltà istituzionale di un Parlamento italiano che non ha il coraggio nemmeno di prendere quello spazio che la legge gli impone di prendere. Quindi abbiamo un Parlamento latitante, nonostante le chiare prescrizioni e indicazioni della Corte Costituzionale. Io mi auguro che il Parlamento veneto, per quello che è possibile, anche esercitando uno spazio di autonomia che a volte si rivendica a parole, possa, nei limiti ovviamente ai noi di quello che è il quadro, i 4 punti delineati dalla Corte Costituzionale, possa intervenire. Io credo che il tema non possa lasciarci indifferenti, siccome però vi sono, per rispondere anche alla collega, alla giornalista del Gazzettino, vi sono dei problemi procedurali che potrebbero costituire ragione di intralcio e di ritardo. Io, come la collega Ostanella, avevamo pensato anche di presentare dei progetti di legge eventualmente di iniziativa dei singoli consiglieri. Insomma, in questa legislatura, e mi auguro soprattutto in quest'anno, non possiamo tardare di dare delle risposte a chi soffre, a chi ha il diritto di vedere rispettata la propria volontà e la propria autodeterminazione, secondo criteri, ripeto, che sono di assoluta garanzia. Non abbiamo alcuna velleità di pensare, di consentire a qualcuno di pensare che queste scelte di libertà, che sono scelte di dolore, non sono scelte diversamente qualificabili, possano condurre a delle derive eugenetiche, come io invito qualcuno a non fare più, perché mi sento offeso come cittadino, come legislatore e come persona. Vi auguro buona prosecuzione e il resto lo dirò nell'aula, perché è un tema che mi sta molto a cuore, che mi tocca, nel rispetto di chi soffre. Grazie a voi tutti. Giovanni Manillo, se poi c'è, prego.
Grazie Elena di aver rimesso al centro della nostra agenda il tema del fine vita e della necessità di una legge regionale sul tema. Io parlo nel minuto che mi è stato dato perché penso che dovremmo agire, non parlare tanto, ma dovremmo veramente far sì che il Veneto si doti di una legge sul suicidio medicalmente assistito e sul fine vita. Ritengo anch'io che non sia un tema dove ci si debba contrapporre dal punto di vista ideologico, non ci sono i buoni e i cattivi, ma ci sono delle risposte che devono essere date, delle libertà che devono essere garantite. L'opportunità dell'iniziativa di legge popolare fatta dall'Associazione Luca Coscioni è un ottimo punto di partenza dove, come ha detto Elena Ostanel, ci dovrà essere un lavoro proattivo per migliorare questo testo, per togliere l'alibi di una contrapposizione tra cure palliative e autodeterminazione del proprio fine vita. Penso che questo sia un alibi dove troppo spesso ci si è nascosti per garantire una libertà fondamentale. Su questo il lavoro che personalmente come consigliere, come responsabile del gruppo del Partito Democratico e dell'intergruppo, ritengo che diventi un dovere morale, etico e politico da parte di tutti per far sì che questa legge in tempi rapidi garantisca quella libertà che è stata chiesta. E le parole che ha detto Stefano Geller sono quelle che dovranno essere la nostra stella polare. È un provvedimento necessario che non toglie nulla a nessuno, ma garantisce dei diritti fondamentali che noi come rappresentanti del Parlamento Veneto dobbiamo assolutamente garantire. Nicola Rocco, Riformisti Veneti in Azione. Ancora più sintetico, io annuncio che lavorerò perché si arrivi alla legge, quindi voterò a favore, ovviamente nel solco del dibattito che ci sarà in Commissione. Penso che sia un momento importante ed è anche un momento per tanti di noi che vengono da percorsi amministrativi in cui si sente il peso di essere legislatori. Cioè un consigliere regionale è un legislatore, il legislatore cerca di migliorare la vita dei cittadini e quindi è quello che noi dobbiamo fare, quindi voto favorevole e impegno per arrivare a questa legge. Grazie a Elena e grazie a tutta la vostra famiglia per la forza della vostra battaglia. Una battuta velocissima. Non sono d'accordo quando si dice che questa non è una cosa ideologica, cioè le ideologie sono delle belle cose, ognuno ha un sistema di valori e deve rivendicarlo. Quando si parla di bioetica bisogna ricordare sempre che c'è un'etica cristiana che si basa sul principio per cui la vita è dono di Dio, vero? Sul principio della sacralità della vita, e ognuno ha diritto di essere cristiano. Ma c'è un'etica laica che si basa sul principio della dignità della vita, per cui ognuno ha diritto di scegliere della propria vita, per cui bisogna ricordare che siamo in un paese laico, per cui sono d'accordo con Zaia fino a un certo punto, perché quando Zaia dice che c'è libertà di coscienza, di voto nel nostro Parlamento, io vorrei ricordare che bisogna garantire libertà di autodeterminazione a tutti i cittadini in un paese laico, è chiaro? Quindi quando noi riusciremo a fare questa legge, e lo ha detto bene Geller, non togliamo diritti a nessuno e concediamo a chi è cristiano di ritenere che la sua vita dipenda da Dio e chi è laico di autodeterminare la propria vita. Quindi andiamo avanti, ricordiamo che questa è una battaglia ideologica perché tutto è ideologico, e io vorrei sapere che cosa pensa Stefani e vorrei anche sapere che cosa pensa l'assessore Gerosa. Chiaro? Perché da queste posizioni, poi sono state dette tante cose, determineranno anche il fatto che questa legge finirà o meno in aula, perché insomma, non si può essere ipocriti, no? Quindi io concludo, spero che questo processo vada avanti e ripeto che una legge di questo tipo non toglie diritti a nessuno, neanche a chi è cristiano, ma li concede a tutti. Ognuno ha i suoi valori e ognuno ha diritto di scegliere come vivere e anche come morire.
C'è qualche altro consigliere? Bene, allora io darei avvio alla proiezione. Grazie davvero a tutti e a tutte, grazie ancora a Cristina e buona visione. Mi raccomando, questo film, guardandolo bene, ci insegnerà davvero perché è importante arrivare ad una norma. Grazie.